Oggi è una giornata in cui si vuole portare in questo palazzetto riaperto dopo gli eventi sismici e anche pieno di nuovi colori, speriamo, un evento importante organizzato dall'Istituto Comprensivo di Moglia col patrocinio del Comune, che vede la partecipazione della Banda degli Onesti e della Nazionale Magistrati di Basket, che si scontrerà in una partita amichevole con la nostra squadra di basket locale. Il tutto per portare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, il messaggio importante e fondamentale della legalità, dell'importanza dei diritti, dei doveri della persona e del rispetto della regola, che purtroppo è un concetto sempre più messo in discussione e che invece dovrebbe preservare l'esistenza di ciascuno di noi. Quindi questa modalità alternativa, non soltanto cattedratica, di spiegare ai bambini, raccontare, peraltro in modo divertente, ma anche accompagnare questo con una parte ludico-sportiva che vuole fare in modo che i concetti rimangano fissati nel loro ricordo e nella loro mente e li possano mettere a frutto per la loro vita che verrà. Il progetto Legalità è nato dalla necessità proprio di educare i nostri giovani a una cittadinanza attiva e responsabile, quindi con la collaborazione dell'amministrazione comunale, della Banda degli Onesti, di questo gruppo di magistrati che volontariamente mettono a disposizione il loro intervento per le scuole, e soprattutto col coordinamento dell'insegnante Madella, che è la referente del progetto, abbiamo realizzato questa iniziativa che è trasversale nel nostro istituto, ha coinvolto una parte di ragazzi della scuola primaria e una parte di quelli della secondaria di primo grado. Ha riscosso molto successo perché abbiamo visto che tutti quanti erano particolarmente interessati e motivati, quindi il nostro intento è quello di implementare negli anni a venire la manifestazione ma anche l'iniziativa, coinvolgendo sempre più ampi strati della nostra scuola e anche della cittadinanza. Noi giriamo ormai da diversi anni le scuole in tutta Italia e crediamo che sia assolutamente fondamentale e parte integrante del nostro lavoro, perché l'educazione alla legalità in questo momento storico è il momento veramente più importante e più significativo. Spiegare ai ragazzi come attraverso il rispetto quotidiano delle regole si possa recuperare una serie di valori persi, secondo noi è fondamentale. Occhio, perché legalità è anche fare attenzione a non pensare mafioso, e pensare mafioso nel senso di, come ho detto prima, e anche voltare la testa dall'altra parte e dire in fondo non sono fatti miei. È un'associazione che nasce dall'esempio civico di un giovane magistrato, il dottor Salvati, che avete appena visto, un eroe civile, giovane, vivente, perché in questo paese si diventa bravi soltanto quando non ci si è più, e quindi noi invece teniamo a sottolineare questa cosa. Il dottor Salvati ha capito che condannare la gente, la repressione quindi non basta, è iniziato ad andare nelle scuole per creare un movimento, partendo dal basso, di cambiamento culturale. Noi abbiamo conosciuto il dottor Salvati, abbiamo deciso di dargli una mano nell'industrializzare il metodo, abbiamo creato un'associazione e il territorio mantovano è quello che ci ha dato la possibilità di sperimentarlo, perfezionarlo e metterlo a punto. Dopo 6, 7, quasi 10 interventi nel territorio mantovano, diversi in tutta Italia, abbiamo una bellissima lista d'attesa con tante scuole che ci aspettano, quindi dovremo lavorare molto con i magistrati per fare iniziative di questo tipo, portando un magistrato alla volta, non 6 come in questo caso, nelle scuole. Perché siamo a Moglia? Perché quando siamo venuti a organizzare un'iniziativa normale ci siamo resi conto che se avessimo fatto una cosa normale saremmo stati ridicoli, e allora a situazione eccezionale, soluzione eccezionale. Siamo riusciti ad arrivare, abbiamo chiesto degli aiuti, siamo riusciti ad arrivare al Presidente Letta, che come altre figure importanti si è messo a disposizione. Il Presidente Letta, a cui abbiamo spiegato le difficoltà oggettive di Mantova, del territorio mantovano post terremoto, ha non solo mandato un saluto, ma una persona che ha con i fatti dimostrato l'interesse concreto del governo per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono circa l'erogazione degli aiuti. Nessuno sarà lasciato solo. Sono certo che anche l'esperienza come quella odierna, Moglia saprà trovare la forza per il viaggio. Con i miei migliori auguri, Enrico Letta. Avete mai scritto libri o articoli riguardanti le mafie? E se sì,
quali sono, oltre alla mafia, gli argomenti principali? Se facciamo qualcosa tutti assieme, forse possiamo farcela, e possiamo farcela è più importante